Eravamo rimasti ad Aviano per raccontarvi il mondo dei sindacati, ma anche come il sindacato FNP, pensionati CISL di Pordenone, risolve tanti problemi, tante dinamiche. Oggi una nuova sede, una nuova avventura. Ringrazio come sempre l'amico, il compagno di avventura Loris Pasut. Vi introduco subito i temi dei permessi di soggiorno, i RED e poi il mondo agroalimentare e poi dinamiche che vengono risolte magari dove altri non arrivano. Ecco FNP che subito risolve le questioni più importanti. Loris, allora ben ritrovato ancora, dove ci troviamo oggi? Ben ritrovati, questa è la quarta puntata della nostra serie Parliamone, siamo a Casarsa della Delizia in via Guido Pasolini. Non mi dilungo molto, voglio entrare e farvi presentare la squadra che opera con noi, la squadra di volontari della FNP CISL che opera con noi e che risolve molti dei problemi che ogni giorno, quotidianamente affrontiamo. Eccoci, siamo entrati, adesso vi voglio presentare la squadra di persone, di volontari, dei pensionati che operano con noi. Delle persone senza le quali le sedi non potrebbero funzionare. Ve li voglio far conoscere uno ad uno. Abbiamo Egidio, la Silvana, Paolo, la Graziella, Delfio e molti mancano a questo gruppo per impegni personali, non sono potuti essere qui da noi. Infine abbiamo Luigi, il responsabile della sede di Casarsa, al quale cedo immediatamente la parola per un breve saluto. Ecco, questa è una sede molto importante nel territorio perché è caratterizzata da una forte componente di extracomunitari, i quali hanno sempre bisogno di suggerimenti e di notizie. Noi garantiamo la presenza dal lunedì al sabato compreso, tutte le mattine, sia per problemi di caffè e quant'altro, sia per problemi sociali, essendo molti di noi impegnati anche in altre associazioni a favore della gente anziana. Molto bene, grazie Luigi. E adesso, se mi seguite, vi voglio presentare proprio uno dei nostri volontari all'opera. Venite con me. Eccoci. Siamo entrati nell'ufficio accoglienza dove i nostri volontari sono qui ad accogliere le persone che si rivolgono a noi. Vi voglio presentare Maura, una nostra volontaria. Lascio immediatamente la parola a lei perché ha sicuramente delle cose interessanti da raccontare. Prego Maura. Io sono volontaria dal 2015 e praticamente abbiamo risolto tantissimi casi. Questo è un caso, si tratta di un extracomunitario che era stato fermato dalle forze dell'ordine perché aveva il permesso di soggiorno scaduto. Lui è andato in questura a Pordenone, però chiaramente non avendo l'appuntamento non è riuscito ad accedere agli uffici. È venuto qui, abbiamo tentato anche noi in qualche modo di telefonare, poi ci siamo rivolti alla sede di Pordenone all'Anolf e l'operatore l'ha fatto andare anche oltre l'orario di lavoro e quindi per noi è una soddisfazione che il caso è stato risolto. Molto bene Maura, volevo fare una domanda alla Maura visto che abbiamo anche un po' di tempo. L'esperienza qui te la sentiresti di invitare altre persone a venire a dare una mano? C'è soddisfazione? Sicuramente sì, a parte dal punto di vista pratico che tu gli dai le informazioni, ma anche dal punto di vista umano, perché le persone anziane hanno bisogno di essere ascoltate, perché tu gli dai consigli e quindi è una grande soddisfazione e io inviterei tutti chi ha il tempo libero a fare questa esperienza. Siamo usciti dall'ufficio accoglienza dove Maura si è dato dimostrazione del lavoro che fanno i nostri volontari e delle risposte che danno a tutti i cittadini, soprattutto a chi ha bisogno. Siamo ora nell'ufficio CAF, i servizi fiscali della CISL, qui con me Enrico, al quale vorrei cedere subito la parola perché ha sicuramente delle cose interessanti da raccontare su un tema specifico. Prego Enrico. Salve. Allora, in questo periodo ai pensionati, a alcuni tipi di pensionati, vengono richiesto il modello RED. Il modello RED è un modello che viene richiesto a quei pensionati che sono titolari di prestazioni legate al reddito per quanto riguarda prestazioni assistenziali e previdenziali.
Quindi praticamente da adesso in questo mese fino a febbraio del 23 a questi pensionati che hanno questa tipologia di prestazioni verrà richiesto di compilare un modellino in cui indicano i RED interessanti per la loro prestazione. Inoltre, se la prestazione è rivolta anche ai familiari a carico e ai figli, verrà richiesto anche di inserire i redditi di questi familiari a carico. Quindi allora il personaggio sono i pensionati che hanno questo tipo di prestazioni che a titolo esemplificativo potrebbe essere la 14ª, l'assegno sociale oppure l'integrazione delle pensioni. Quindi. Il periodo abbiamo visto che è quello che va fino al 23 febbraio e la tipologia, noi qui sostanzialmente allora compiliamo il modello RED per questi pensionati e li accogliamo naturalmente per assistenza per la compilazione e la spedizione all'INPS e dove bisogna intervenire indicando i documenti e anche integrandoli dicendo cosa c'è bisogno ulteriormente. Facciamo anche delle verifiche naturalmente perché non tutti quelli che hanno la comunicazione al RED devono poi spedire il modellino all'INPS e dove sia necessario anche diciamo attenzione, devi fare il RED e anche la moglie deve fare il RED. E siamo qui presenti nel territorio anche per un motivo sostanzialmente che l'INPS non manda dei messaggi a casa per compilare il modello RED. In realtà il pensionato sarebbe interessato tramite ping, SPID voglio dire, a collegarsi al sito dell'INPS e lì vedere se è interessato a questa comunicazione. Quindi noi, insieme anche con la collaborazione del FNP sulle sedi, aiutiamo la gente a risolvere questo problema di comunicazione all'INPS. Ricordo che la comunicazione all'INPS è obbligatoria perché l'INPS ha bisogno di questi redditi per poter svolgere la prestazione previdenziale e assistenziale. Eccoci, sto per entrare nell'ufficio INAS, l'ufficio dove si svolgono le pratiche previdenziali e volevo presentarvi Veronica, una nostra operatrice, una brava operatrice, alla quale cedo immediatamente la parola perché sicuramente anche lei ha un caso, degli argomenti da raccontarsi che è bene che tutti quanti sappiano. Prego Veronica. Sono Veronica Sartori, sono responsabile dell'ufficio patronato INAS di San Vito al Tagliamento e dei suoi recapiti. Qui a Casarsa della Delizia è un suo recapito dove io opero 2 volte alla settimana. E mi piace molto ricordare dei casi particolari dove ci siamo trovati con soddisfazione a portare a termine delle questioni un po' delicate, come ad esempio risolvere la questione di una signora che semplicemente si è presentata nei nostri uffici per una pratica di assegno unico universale e parlando capiamo che non sta ricevendo gli assegni familiari che erano possibili fino al febbraio del 2022. Indagando un attimino sulla situazione, per un cavillo burocratico sullo stato civile, la pratica era bloccata, pertanto abbiamo indagato, abbiamo cercato, siamo andati un po' a fondo della questione e siamo riusciti a sbloccare una situazione riuscendo a riconoscerle gli arretrati di 5 anni. Ovviamente per un nucleo familiare è una cosa importante, un sostegno assolutamente importante. Io esorto tutti a fare un passaggio al patronato piuttosto che fidarsi di fonti che non sempre sono attendibili, poi magari sono confermate, però non sempre possono essere attendibili. Quindi noi siamo qui per voi, per sostenervi, per aiutarvi. Beh, avevo ragione, vi ho presentato un'ottima operatrice. Adesso però noi qui siamo a Casarsa. Casarsa è un paese del vino, paese delle viti. E allora come non fare riferimento a una categoria della CISL, la FAI, che si occupa dell'agroalimentare? E allora seguitemi perché andiamo ad incontrare una nostra bravissima operatrice che vi racconterà anche lei della sua esperienza con noi. Prego. Eccoci di nuovo, siamo in una nuova sede. Qui a Casarsa abbiamo avuto l'opportunità di allargare la sede, di renderla più ampia, più accogliente, abbiamo sfruttato questi nuovi spazi che mettiamo a disposizione di tutti. Come vi anticipavo prima, andiamo a incontrare Mariangela Molaro, un'operatrice della FAI, della categoria FAI, perché, come dire, siamo a Casarsa. Paese del vino, nelle vicinanze c'era Uscedo, paese delle barbatelle, e quindi come non dare la parola alla rappresentante della categoria del FAI? Prego.
Salve a tutti, sono Mariangela Molaro, sono appunto un'operatrice della FAI CISL del Friuli Venezia Giulia. Siamo la federazione che all'interno della CISL segue la categoria agroalimentare, quindi l'agricoltura, l'industria alimentare, artigiani alimentari, la panificazione, quindi anche tutti i panifici. Seguiamo consorzi di bonifica, cooperative agricole, consorzi agrari, la pesca. In tutto seguiamo 18 contratti, quindi ne abbiamo abbastanza. Abbiamo i recapiti, oltre che in tutta la regione, nella provincia di Pordenone. L'abbiamo aperto dall'anno scorso anche a Rauscedo, perché appunto, essendo zona della Barbatella, abbiamo pensato sia un punto strategico per i lavoratori del settore agricolo che possono venire da noi per diverse informazioni. Appunto i lavoratori che vengono nei nostri recapiti si rivolgono a noi per chiedere informazioni su buste paga, richiesta di spettanze, ci occupiamo di inoltrare le domande ai fondi sanitari, e quindi i lavoratori possono richiedere rimborsi di spese sanitarie tramite noi, si possono inoltrare le domande di adesione ai fondi previdenziali, che sono sempre cose previste contrattualmente. Abbiamo appunto i recapiti in tutta la regione. Potete trovare tutte queste informazioni anche nel nostro sito, che è www.faicisl.fvg.it. Abbiamo anche la pagina Facebook e la pagina Instagram, e trovate appunto tutti i recapiti con i contatti telefonici di tutti noi operatori. Molto bene, la conferma che vi avevo dato, una bravissima operatrice, chiara, lineare. Ecco, quindi a noi il compito adesso di salutarvi. Io esco perché vado a rincontrare Alberto per i saluti finali. Ecco, abbiamo finito il giro. Sono tornato a incontrare il mio amico Alberto, al quale devo riconoscenza, ma devo ringraziare anche Paolo, che voi non vedete ma che io sperimento ogni volta la professionalità, la bravura di questo camera. Siamo giunti al termine. Io ho fatto tra altre cose il giro della sede è moderna, ma soprattutto operatori preparati e soprattutto avvezzi a risolvere qualsiasi tipo di problema. Sono il fiore all'occhiello delle nostre sedi, sono loro che fanno funzionare le sedi per dare una mano alla CISL complessivamente. Cari telespettatori, finisce qui la quarta puntata, noi ci diamo appuntamento alla prossima e come sempre grazie. Da Terra di Pasolini è tutto, parliamone termina qui, grazie per l'attenzione, alla settimana prossima.